L'emofilia è una malattia genetica rara che è dovuta alla mancanza parziale o totale di un fattore della coagulazione, il fattore ottavo nell'emofilia A e il fattore 9 nell'emofilia B. Questi fattori sono fondamentali quando noi ci procuriamo una ferita insieme alle piastrine per formare quello che è il tappo emostatico e determinare quindi l'arresto dell'emorragia. L'emofilia si manifesta principalmente con sanguinamenti prolungati dopo interventi chirurgici o traumi anche lievi. Nelle forme più severe però possono verificarsi anche delle emorragie spontanee, specialmente a carico dei muscoli e delle articolazioni, che possono causare dolore e danni permanenti. Il trattamento dell'emofilia consiste nella somministrazione del fattore carente, fattore ottavo o fattore 9, per determinare la risoluzione del sanguinamento, ma oggi soprattutto per prevenire il sanguinamento. E prevenire il sanguinamento vuol dire somministrare a tempi fissi questi fattori durante la settimana. Oggigiorno però disponiamo anche di altre terapie che sono particolarmente efficaci ai bambini più piccoli e sono rappresentate dalla somministrazione di anticorpi monoclonali che si possono somministrare per via sottocutanea una volta alla settimana, o ogni 2 o una volta al mese. Infine esiste quella che abbiamo proprio recentemente somministrato a Padova, tra i primi al mondo, la terapia genica, che consiste nel trasferire tramite un vettore nel fegato il gene che va a produrre il fattore ottavo e nono, facendo sì che la persona per molti anni presenti dei livelli normali di questi fattori. Le piastrine sono delle piccole cellule del sangue il cui ruolo fondamentale è di intervenire nel processo emostatico, cioè laddove ci sia un danno vascolare, le piastrine aderiscono alla parete del vaso, aggregano e formano una sorta di tappo su cui si forma successivamente il coagulo e di conseguenza promuovono l'arresto del sanguinamento. Va da sé che se il numero delle piastrine circolanti si riduce, il paziente può essere esposto ad un rischio di sanguinamento. Noi usualmente abbiamo un numero circolante di piastrine che va tra le 150 e le 400.000, che è più che sufficiente per garantire un'emostasi accurata. E se le piastrine funzionano bene, anche quando si riducono a valori al di sotto delle 100.000 fino alle 50.000, il paziente è comunque protetto dal rischio di sanguinamento. Il rischio di sanguinamento può comparire invece quando si supera questa soglia, generalmente attestata intorno alle 50.000, e man mano che cala la conta piastrinica le manifestazioni emorragiche possono passare da manifestazioni emorragiche indotte da traumi o da ferite anche a manifestazioni emorragiche spontanee. In particolare sotto le 30.000 è facile che il paziente abbia dei sanguinamenti spontanei e questi possono comparire prevalentemente a livello della cute con le tipiche petecchie, a livello delle mucose del naso con l'epistassi, del cavo orale con le gengivorragie, del tratto genito-urinario e via dicendo. C'è un limite un po' critico di riduzione della conta piastrinica che il clinico deve attentamente tenere in considerazione, che è il limite che intorno alle 10.000. Al di sotto di questa soglia si è visto che circa il 10% dei pazienti può sviluppare un sanguinamento maggiore che può essere anche pericoloso per la vita, tipo un sanguinamento intracranico. Ora, le cause di piastrinopenia sono molte, sia congenite che acquisite, ed il clinico deve fare un po' una ricerca molto accurata per individuare la causa e quindi per poter provvedere ad una terapia adeguata. Nella valutazione diagnostica del paziente, sempre compito del clinico è anche quello di valutare se ci sono fattori che possono aggravare il rischio emorragico, quali l'assunzione di certi farmaci o la presenza di comorbidità
Per esempio, un'ipertensione arteriosa non controllata può portare al rischio più facilmente al rischio di un'emorragia cerebrale o un'insufficienza renale e via dicendo. È dunque importante che ogni paziente con piastrinopenia venga valutato singolarmente per determinare il suo rischio di avere manifestazioni emorragiche che cambia dunque nel tempo e in funzione di molte variabili. Quindi l'approccio al paziente con piastrinopenia non può essere standardizzato per tutte le cause. È fondamentale rivolgersi a un centro specializzato per il corretto inquadramento delle piastrinopenie. La Clinica Medica 1 è un centro di riferimento per la diagnosi, la cura e il trattamento delle piastrinopenie e la ricerca sia delle piastrinopenie acquisite che delle più rare forme congenite ed ereditarie. Abbiamo un ambulatorio dedicato, un laboratorio di ricerca avanzato che si occupa anche della diagnostica, anche delle forme congenite ed ereditarie, e seguiamo i nostri pazienti fin dalla diagnosi e nel trattamento se necessario, ricordando che l'obiettivo del trattamento nella piastrinopenia è quello di raggiungere un valore di piastrine che elimini il rischio di sanguinamento, quindi non necessariamente una conta piastrinica nella norma, ma un trattamento tale da consentire al paziente di svolgere la sua normale vita lavorativa e relazionale, evitando trattamenti protratti o con effetti collaterali che possano impattare negativamente sulla qualità di vita del paziente. Di piastrinopenie e molto altro si parlerà nel corso della settimana della Clinica Medica 1 presso il chiostro dell'ospedale Giustinianeo e in particolare di piastrinopenie si parlerà nella giornata del 15 di ottobre. Vi aspettiamo!